Italiana con Sammy Varin. Lo sapete, lo stiamo capendo giorno dopo giorno, è proprio tutto un magna magna. E mai fu più importante questa trasmissione perché molto spesso vi porto davvero a mangiare cose buone a qualche festa della Lega o magari semplicemente in quelle sagre che ancora esistono in tutta Italia, ma non vengono pubblicizzate a livello nazionale perché sono sagre locali, un corno, sacro territorio. E ne parliamo anche quest'oggi. Prima però, signori, e lo sapete, Sammy Varin è disperato in questo periodo facendo rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30. Mi capitano i giornali che scrivono di quelle robe pazzesche, cosa sta succedendo in Italia e nel mondo. Io quasi non leggo più i titoloni perché dopo mezz'ora che leggo un titolo cambia completamente la situazione. Trump, Putin, Zelensky, il Medio Oriente, Israele, la striscia di Gaza, tutto il contrario di tutto, per non pensare poi chiaramente ai fatti nostri, a quello che succede nel nostro paese. Sapete che faccio? Io mi arrendo e chiamo la signora delle stelle, Deborah Bellotti. Senatori presenti 319, senatori votanti 318. Va ora in onda Politicastri, una lettura politica degli astri, fatti e misfatti, con Deborah Bellotti. Senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. Per fortuna che c'è l'astrologa, signori, richiestissima, osannata. Tutti mi hanno chiesto: ma che fine ha fatto Deborah Bellotti, signora delle stelle? Sì, che un po' di mesi fa ce l'aveva detto, ragazzi, succederà di tutto e quel di tutto è davvero successo. Deborah Bellotti, ciao! Ciao Sammy, ti saluto ma non ti vedo. Ah, non mi vedi, ma io sono lì vicino a te. Sicuramente la connessione che non ci fa connettere, c'è qualche pianeta di mezzo. Io lo so. Quale pianeta sta Ma sei inficiando? dimagrito. Sono dimagrito. E non mi vedi, dici, sono un fantasma, per quello. No, adesso sei apparso. Comunque stai bene, ragazzo. Ti ringrazio, aspetta un attimo, mi alzo anche in piedi per far vedere comunque la pancetta. C'è sempre, chiaro, qualche chilettino è andato giù, no? E però la salute, sì, dai, rispetto. Spezziamo una lancia per tutti coloro che veramente hanno qualche problemino di salute in più. Siete voi veri eroi, che abbiate 50 anni, che ne abbiate 92. C'è la Vittoria che mi ha appena telefonato in privato. Spezziamo una lancia per voi che siete tosti e si va avanti e si guerreggia, tra virgolette, of course, ma soprattutto si ascolta questa radio che racconta delle cose un po' diverse. Addirittura quando siamo in difficoltà, io chiamo Deborah Bellotti, l'astrologa professionista, quella che vi fa davvero la fattura in senso buono, mica non si evade le tasse, e che ci sta prevedendo delle cose pazzesche. Qualche mese fa ci hai detto robe che ancora adesso i nostri ascoltatori ci rinfacciano, e il problema è che le hai azzeccate. E adesso io giustamente ho voluto risentirti per capire un attimo cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché come ti dicevo, io non faccio più neanche rassegna stampa perché leggo un titolo, ma dopo 2 ore succede l'esatto contrario, si cambia completamente idea. Deborah Bellotti, da cosa vuoi iniziare? Ma iniziamo intanto dal voto di sfiducia della von der Leyen che domani avrà luogo. Eh! Allora, è vero che c'è il rischio che non passi, è verissimo, però sicuramente lancia un segnale molto forte, nel senso che anche se dovesse non passare questo voto, sicuramente la signora non rimarrà per molto in sella, anche perché domani c'è questa luna piena, quindi ci sono delle contrarietà
ci sono dei falchi tiratori che lavorano dietro alle sue spalle e credimi, devo dirti che io faccio un 50 e un 50 per domani, ma che effettivamente possa accadere, non so, un evento sorpresa che la faccia accadere, devo dire che ci starebbe, devo dire che ci starebbe. Qualora non dovesse avvenire, sicuramente nel corso dei prossimi mesi non starà più comunque al suo posto, proprio perché l'Europa ormai, per quanto se ne voglia dire, sta andando verso la sua deframmentazione, sebbene ci siano altri stati che vogliono entrare in questa unione. Quindi io te la lancio lì. Credo che l'anno prossimo, parliamo già dell'estate, autunno 2026, sicuramente inizieranno proprio delle chiusure, degli allontanamenti, delle uscite dall'Unione Europea. Perché? Perché il popolo in primis non ce la fa più. I vari governi si stanno rendendo conto che quel potere che avevano in qualche modo assunto negli anni precedenti si sta sgretolando a vista d'occhio. Di quel che se ne dica anche da noi in Italia, sebbene i sondaggi, e io credo sempre poco a essi, dicano favoritissima la Meloni, io vi metto un gran punto di domanda, in quanto il nostro Presidente del Consiglio, parliamoci chiaramente, si trova in grandissima difficoltà, cioè si trova davanti ad un bivio. Quindi il bivio è America barra Trump, Unione Europea. La Germania va avanti per i fatti propri a fare i propri interessi. La Germania non è messa benissimo in quanto a partire dal mese di agosto sicuramente aumenterà l'industria bellica e non poco. Ho già letto che hanno reinserito la leva militare non obbligatoria ma volontaria, e anche se deduco che nei mesi a venire la renderanno obbligatoria. Il problema è che ancora una volta ci ritroviamo a tornare indietro nella storia, quindi dal 41 al 48, ecco, questo è un po' il periodo che si ripresenta. Io farei anche un 39, 40, 41, ecco, il periodo in cui stiamo rivivendo, non dico le stesse identiche situazioni, ma comunque in linea d'aria simili. Quindi il terrore, onestamente, che la Germania si possa riarmare c'è, e che eventualmente possa nei prossimi anni lanciare dei forti segnali di guerra emergerebbe. Allora, e questa è la situazione. Ripeto, torniamo sul discorso Italia, Meloni in grossa difficoltà, agosto e settembre saranno dei mesi molto difficoltosi. Tra le altre cose, corre il rischio di perdere consensi, anche se non verranno detti comunque a livello dei media, e questa perdita di consensi che verrà appunto occultata non gioverà comunque a suo favore. Trump, situazione americana, anche lui agosto-settembre abbastanza problematico. C'è da dire che per quanto noi lo consideriamo un matto, un follo, un giullare, quest'uomo ha le idee molto chiare, quindi non sta facendo nulla di quello che si è proposto nella sua mente. Diciamo che ha una rapidità di pensiero alla quale noi europei probabilmente non siamo abituati. Aspetta, gli altri europei, noi italiani forse sì, perché siamo abituati con la nostra politica, quindi escluderei il resto dell'Europa, cioè escluderei proprio l'Italia dal resto dell'Europa. Quindi difficili mesi, dicevo, agosto-settembre, attenzione alle borse, perché in questi mesi
daranno non dei segnali positivi. Attenzione alla situazione di Israele, perché sempre in questi mesi potrebbe riavviare il proseguimento, non ti dico una nuova guerra, ti dico il proseguimento della guerra precedente, quindi no, non possiamo stare tranquilli. Ah no, Beh, aspetta. Con l'ingresso di Urano dall'altro giorno, quindi dal 7 di luglio, nel segno dei Gemelli, fino all'8 di novembre, prepariamoci a vistosi mutamenti per quanto riguarda tutto l'apparato mediatico, quindi radio, televisione, cinema, letteratura, libri, scuola, di tutto e di più, ma soprattutto la parte radio-televisione saranno quelle che nei prossimi mesi vedranno dei capovolgimenti. E a livello anche radiofonico, visto che vi interessa, è possibile a questo punto ritornare nel passato e non avere più queste radio copia e incolla, ma iniziare a ricreare delle strutture differenti proprio per cercare di accaparrarsi, diciamo, seguaci o eventualmente ascoltatori come potevano essere negli anni 70, 80, 90. Hai domande? No, sto ascoltando. Sentite, signori, l'astrologa di Radio Libertà, Deborah Bellotti, signora delle stelle, che addirittura si è allargata facendo previsioni anche sulla nostra radio, sulla radiofonia in generale, quindi su qualcosa che potrebbe cambiare anche all'interno della comunicazione delle radio. Interessante, perché casualmente, Deborah Bellotti non lo sapeva, ma proprio l'altra settimana abbiamo fatto l'annuncio che effettivamente bolle qualcosa in pentola. Sinceramente io non lo so ancora, mi hanno detto così e io ci credo. Bolle qualcosa in pentola anche su Radio Libertà con questa emittente. Quindi vediamo, vedete che è arrivata anche tra i pianeti questa notizia, dai pianeti, e quindi siamo tutti curiosi. No, nel frattempo tu chiaramente hai tirato tanti sassolini in giro e mi stanno scrivendo, ma anche qua tutto è il contrario di tutto, ma qualcuno certamente è più preoccupato dei nostri rapporti all'interno del centrodestra con Forza Italia, che è quella che più, insomma, è andata dietro al Partito Democratico sulla cittadinanza. Adesso propone Tosi, sembrerebbe dai boatos, come candidato presidente della regione Veneto. Chiaramente io mi sto grattando ogni volta che parlo di Tosi, mi viene da grattare, però li vogliamo bene, ci mancherebbe, come ex leghista, giustamente. Cosa prevedi nei rapporti all'interno del centrodestra? Hai detto la Meloni che insomma potrebbe scendere come voti, anche perché continua ad prendersene, adesso basta. E nei rapporti del centrodestra e soprattutto con Forza Italia, riusciremo ad andare un po' più d'accordo? Ma guarda, è possibile innanzitutto, adesso io ti parlo di Tajani, che l'autunno veda dei cambiamenti all'interno del loro partito. Sicuramente se prendiamo da solo Forza Italia, quindi dietro potrebbero, ci stanno ancora la famiglia Berlusconi, non sta navigando in gran belle acque. Quindi ripeto, questo autunno 2025 inverno e la primavera prossima saranno determinanti per capire se questo partito potrà proseguire o eventualmente amalgamarsi o in un altro partito, che magari potrebbe essere la Lega, come potrebbe essere, ancora per dire, Forza Italia. Non c'è in realtà una chiarezza, perché purtroppo, venuto a mancare Berlusconi, il partito ha perso la sua figura, ha perso la sua immagine, ha perso la sua ideologia. Per ora, diciamo, stanno in corsa, ecco, mettiamola giù così, però ci saranno delle difficoltà non da ridere, ripeto, proprio a partire dall'autunno barra inverno. Ma ripeto, su Tajani c'è qualcosa, o avrà un problema di salute, o ci saranno ancora degli screzi all'interno
con gli altri membri. Non la vedo, diciamo, una fase molto facile. Ci sono troppe difficoltà, soprattutto anche per Meloni, perché inizia proprio un periodo di grossa volubilità, ma soprattutto di litigi e di discussioni anche con i membri del suo partito, o eventualmente avverranno delle fratture, delle crisi non indifferenti. Allora, io fino a se ci sentivamo 1 mese, 2 mesi fa, ti avrei detto: no, no, guarda, secondo me vanno avanti tutti i 5 anni. Oggi come oggi ti dico, il rischio che possa comunque cadere ed essere sostituito questo governo da uno tecnico c'è, ed è molto forte, magari non durante il corso di questo anno, ma sicuramente nel prossimo. Quindi siamo un po' ancora una volta a rischio. E aspettiamocene delle belle, anche perché Giorgetti farà veramente fatica a gestire tutto l'apparato economico, perché gli italiani a questo giro inizieranno a far rumore. Per assurdo, gli italiani inizieranno ad alzare un po' la crestina. Signori, vedo tutti di là in redazione che stanno toccando oggetti di ferro e altre situazioni. Chiaramente siamo assolutamente ottimisti su questo fronte, e quando gli italiani si fanno sentire va benissimo. Così ipse dixit, e sì, è lei, è la signora delle stelle, Deborah Bellotti, alla quale potete chiedere chiaramente anche del vostro futuro, osservando i pianeti, vi fa una previsione personalizzata. Deborah, non possiamo che ringraziarti per questa chiacchierata che ha messo tanti puntini sulle i, ma ha messo anche tanti dubbi. Dacci un contatto per chi fosse interessato a una previsione personalizzata. A chi deve chiamare? Devono chiamare al numero 333 13 39 765. Grazie a Deborah Bellotti. Buone stelle, alla prossima. Grazie a te, Sammy, e un saluto a tutti quanti. Ciao. Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. E lo so, adesso mi state scrivendo preoccupati. Oh, ragazzi, questa ci vede molto in là, capite? È così, è così. Sto per andarmene, certo, è tutto un magna magna, e oggi abbiamo mangiato il futuro in questo senso, però io non me ne vado prima di avervi fatto vedere il gadget clou. Facciamolo vedere in radiovisione, io ve lo racconto intanto, ragazzi. L'orologio di Radio Libertà, che sarà in distribuzione nella Pontida 2025, domenica 21 di settembre. Cominciate a pensare di prenotare il pullman che partirà anche dalla vostra regione, dalla vostra provincia. Questo è l'oggetto di culto, l'orologio in bottiglia, una vera bottiglia pressata. Ci hanno messo dentro un orologio, c'è lo stemma di Radio Libertà, perfetta per la vostra taverna o la vostra cucina. Signore e signori, ve la vendiamo per 10 euro, no, non lo so adesso quanto, però pochi esemplari, ma ne abbiamo, e grazie agli artigiani montanari che ce l'hanno preparato. Non c'è soltanto questo gadget, ma c'è anche in un'edizione limitatissima l'orologio di Radio Libertà con le firme di tutto lo staff della nostra radio. Ce ne saranno solo 2 esemplari, chiaramente chi offre di più se lo potrà portare a casa. Non è finita certamente le mutande assolutamente sì, le mutande Libertà da uomo e da donna, anche questi oggetti cult. Ci sarà anche un apposito camerino allo stand di Radio Libertà dove potrete sfoggiarle. Non è finita il portachiavi bruciacchiato nel camino di Roberto Calderoli, assolutamente sì, legnetto sul quale potrete fare le vostre firme, le firme dei parlamentari della Lega, e con naturalmente anche lo stemma di Radio Libertà.
tanti gadget per aiutare la nostra emittente, simpatici, originali, un po' scemi, ma lo siamo un po' tutti e dobbiamo sdrammatizzare il momento sempre non bello. Appuntamento il 21 di settembre a Pontida, ma tanti eventi targati Lega li trovate sul sito legaonline.it oppure ascoltando le trasmissioni di Sammy Varin. Per il momento è tutto, grazie.